Una notizia bomba è appena arrivata direttamente dal dietro le quinte del Napoli. E se sei un tifoso sfegatato degli azzurri, resta fino alla fine perché quello che stiamo per rivelare potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Siamo tornati con un altro speciale sul calciomercato della nostra amata squadra, con le ultime notizie direttamente da Dimaro, dove il Napoli continua il ritiro concentrandosi totalmente sulla preparazione per le prossime sfide. Metti subito il tuo like, iscriviti al canale e attiva le notifiche, perché qui potrai seguire tutto prima di tutti gli altri. Con la telenovela Ndoye ufficialmente conclusa, un nuovo nome misterioso è emerso dai retroscena della dirigenza napoletana, e si chiama Raheem Sterling. Proprio così. Secondo informazioni raccolte direttamente da Dimaro, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando con discrezione dietro le quinte per cercare di convincere il Chelsea a liberare l'ala inglese. Il giocatore, che è stato uno dei nomi di spicco della Premier League, piace molto ad Antonio Conte, che vede in Sterling un elemento ideale per portare profondità, velocità ed esperienza al reparto offensivo. La sfida, tuttavia, sta nell'astronomico stipendio del giocatore, che sfiora i 15 milioni di euro a stagione. Ciò nonostante, il Napoli sta valutando la possibilità di un prestito con la partecipazione del Chelsea al pagamento, il che potrebbe sbloccare la trattativa. Ma non finisce qui. Mentre Sterling è il piano A, il nome di Federico Chiesa continua a risuonare forte nei corridoi del club. E qui c'è un dettaglio rivelatore: Giovanni Manna sta ancora lavorando a un possibile colpo dell'ultimo minuto. Proprio così. Il direttore vuole approfittare di una falla nel mercato ed è attento a qualsiasi segnale di apertura da parte del Liverpool, attuale club dell'attaccante italiano. Chiesa, come è noto, è sempre stato nel mirino degli azzurri, e non solo. È un desiderio di lunga data di Antonio Conte. Al momento, il Liverpool non accetta di cederlo in prestito. Ma dietro le quinte c'è la speranza che questa posizione possa cambiare con l'avvicinarsi della fine del calciomercato. Il Napoli, quindi, resta in agguato, pronto ad agire rapidamente e a sorprendere. E ora, la parola passa a voi, tifosi napoletani. Megafono, cosa ne pensate di questa doppia mossa? Sterling o Chiesa? Quale sarebbe il nome ideale per completare l'attacco dei sogni del Napoli sotto la guida di Antonio Conte? Lascia la tua opinione nei commenti, perché la tua voce è essenziale in questa conversazione. E, naturalmente, non dimenticare di lasciare un super grazie se ti è piaciuto questo aggiornamento speciale. Questo aiuta molto il canale e ci motiva a continuare a portare le notizie più calde della tua squadra del cuore. Andiamo insieme verso un'altra stagione indimenticabile.